cari amici di Verde a Nord-Est, bentrovati per una nuova puntata, come di consueto, dedicata alla scoperta di un angolo del nostro territorio. Anche questa volta vi stupiremo con la ricca storia di tanti luoghi, di tante località. Ovviamente non può mancare la natura, la cultura e l'enogastronomia. Tutto questo dopo la sigla. La regione Veneto è ricchissima di corsi d'acqua, di canali e di fiumi. Oggi vi portiamo a vedere addirittura dove nasce uno dei fiumi più importanti di questa regione, il fiume Bacchiglione, anche perché ha un'origine molto particolare. Si tratta infatti di un fiume di risorgiva. Tra i comuni di Caldogno, Villaverla e Due Ville si trovano infatti le risorgive di questo fiume. Di cosa si tratta? Sono soltanto dei torrenti inizialmente che dalla montagna scendono in un percorso sotterraneo, poi trovano qui un terreno argilloso e quindi devono per forza risalire in superficie e lo fanno quasi gorgogliando, quasi chiacchierando. Non è un chiacchiericcio umano, ma quello appunto dell'acqua, di queste polle, che però questo rumore, questo chiacchierare pare proprio che abbia dato origine anche al nome Bacchiglione, da baccaiare, quindi chiacchierare. In questo luogo in cui ci troviamo si possono fare anche delle gite, delle escursioni, è un'area naturalistica di grande importanza. L'acqua è sempre cristallina e ha una temperatura che varia di pochi gradi, da 10 a 13 gradi. Inutile dire quindi che è un paradiso sia per la flora che per la fauna. Esistono 4 capanni per il bird watching e si può arrivare qui a piedi o in bicicletta. In particolar modo vi segnaliamo 2 cammini. Il cammino Fogazzaro-Roi, un cammino di 80 km che parte dal comune di Montegalda e finisce a Tonezza del Cimone. La seconda tappa di questo cammino, da Vicenza a Marano, passa proprio di qua. E quindi passando attraverso questi luoghi raccontati da questo famoso scrittore vicentino. L'altro cammino invece è un cammino religioso. È stata un'intuizione di qualche anno fa di unire 2 percorsi mariani, quello della Madonna di Monteberico e quella di Pinè. 100 km di lunghezza, la maggior parte fatti appunto su questi tratti di territorio veramente affascinanti, dove ognuno può trovare il proprio luogo per meditare e anche un po' per riflettere su se stessi. Dopo la famiglia Caldogno, la villa ha avuto alcuni passaggi di proprietà e anche alcuni cambi di funzione del suo ruolo. È stata per esempio usata come istituto per i ragazzi in difficoltà, fino a quando il comune di Caldogno l'ha acquistata nel 1987, quindi dandole una nuova vita, sia per quanto riguarda le visite guidate, quindi l'aspetto culturale, ma anche un ruolo per la propria cittadinanza. Ne parlo oggi con il vice sindaco e assessore a cultura e turismo, Monica Frigo. Grazie assessore per l'ospitalità e quindi a lei un po' la parola per dire che cos'è oggi Villa Caldogno per voi. Grazie Claudia. Villa Caldogno con il suo meraviglioso parco e anche con il bunker che è qui vicino con la sua mostra permanente è stata dopo tantissimi restauri effettivamente diventata proprio un gioiello ed è la casa civica dei nostri cittadini, delle nostre concittadine e delle nostre associazioni, ma non solo ovviamente. Ha visto in tutti questi anni tantissimi eventi, una promozione culturale davvero di notevole spessore devo dire,
e anche una promozione anche a livello nazionale. Questo anche grazie a un po' al risalto che ci è stato dato da media televisivi e anche editoriali. È di poco tempo l'uscita del nuovo libro di Villa Caldogno con l'architetto Cappellato e Peruzzo. E il complesso palladiano è veramente ricchissimo. Qui vicino alla Villa Caldogno ho già nominato il bunker, ma abbiamo le Barchesse con la nostra biblioteca comunale, ma anche sede dell'associazione Proloco Caldogno e sede del consorzio Vicenza Nord, oltre che l'associazione Alpini. Il nostro parco vive veramente di tanti eventi organizzati anche dalla stessa Proloco e quindi davvero molto interessante. Lo scopo dell'amministrazione comunale di Caldogno, del mio assessorato alla cultura e ovviamente al turismo, quindi è farla continuare ad essere un polo culturale e turistico e continuare che sia inserita nei circuiti turistici provinciali, regionali, ma anche nazionali se possiamo, ecco, e in modo che ci sia una ricaduta anche su tutto il nostro territorio, in modo che anche i nostri commercianti, i nostri negozi ne possano beneficiare. Quindi un po' questo è lo scopo e la prospettiva futura. Beh, è proprio bello vedere come dopo tanti secoli questa villa possa ancora continuare a vivere e a stupire. Grazie Assessore, noi proseguiamo per il nostro viaggio. Grazie a voi. Losco Caldogno nel 1540 compra alcuni appezzamenti di terreno in varie località e cerca un architetto che possa realizzare il progetto della sua futura dimora di campagna. Come succede anche oggi, tra famiglie ci si parla e loro parlano con la famiglia Godi, che aveva appena usato un architetto, potremmo dire, emergente per la loro villa di Lugo di Vicenza, un certo Andrea di Pietro della Gondola, a tutti noto come Andrea Palladio. Ecco dunque che probabilmente sotto questo suggerimento l'architetto Andrea Palladio realizza il progetto per questa villa. In realtà questa villa non è inserita dal Palladio nei suoi 4 libri dell'architettura, ma la somiglianza di questa architettura, di questa villa, con altre ville chiaramente invece di Andrea Palladio, ormai trovano la critica unanime nel dire che è una villa di Andrea Palladio. La villa è fatta di 2 piani, il piano nobile con il grande salone centrale e poi le stanze laterali. Purtroppo Palladio non può proprio lavorare ex novo su questo territorio. Perché? Perché esisteva già qualcosa, esisteva già nel 400 una prima dimora. Infatti nel piano terra si trova un sistema idraulico del 1500 ancora perfettamente intatto per la canalizzazione delle acque che porta poi verso l'esterno, verso il giardino. Il piano nobile è affrescato totalmente da 3 artisti, da Giulio Carpioni, da Giambattista Zelotti e dal Fasolo. Le pareti sono una specie di squarcio verso altri luoghi. Si tratta infatti di architetture illusorie, illusionistiche, e si aprono degli squarci di vita del 1500. Ci sono degli incontri in villa, degli innamorati a cui viene portato un vassoio di frutta e addirittura una curiosa ciambella che però per noi veneti sono i famosi bussolà. Le altre sale sono a tema di storia antica, come per esempio Scipione e Sofonisma, fino ad arrivare a temi anche pastorali. Queste sale, immaginiamole piene di vita, piene di queste figure che sembrano a volte quasi scendere dalle loro finte architetture e solcare con i loro piedi questo meraviglioso terrazzo alla veneziana, questo pavimento palladiano su cui ancora oggi possiamo camminare per alcune visite guidate, ma anche per tanti eventi. Quando
Quando si dice ville venete si pensa subito ad Andrea Palladio, ma il concetto di dimora signorile in campagna esisteva ben prima di lui. Qui a Thiene ce n'è un esempio veramente eccezionale, direi proprio unico. Si tratta di un palazzo, di una villa, di un castello, questi sono i nomi con cui viene definito. Castello Thiene per le sue forme turrite e merlate che ricordano appunto un castello, ma villa Porto Colleoni, perché arrivando nel suo bel parco si può subito ammirare una facciata che ci parla di due momenti diversi. Le logge del piano terra ricordano un po' quelle di un ampio granaio, mentre a salire nel primo piano fa bella mostra di sé una pentafora, quindi una finestra con 5 fori di luce che ricorda sicuramente Venezia. Questo castello è ancora oggi di proprietà privata. Dopo la famiglia Porto e la famiglia Colleoni arriva la famiglia dei Thiene, che ne sono ancora oggi i proprietari, ma non solo. Ci vivono e ne sono i custodi. Organizzano molte possibilità per la visita di questi spazi che sono veramente molto diversi uno dall'altro. Ci sono sale affrescate dallo Zelotti e dal Fasolo, una bellissima collezione di ritratti di queste famiglie. È possibile quindi nell'evoluzione dei secoli vedere anche l'evoluzione della moda. Ci sono sale con oggetti molto personali, particolari, addirittura della collezione delle borsette o una collezione di costumi proprio dell'epoca, che avvicina il visitatore alle epoche di cui stiamo parlando. La villa ha anche un grandissimo parco, veramente emozionante è fare una passeggiata in qualsiasi stagione. Un parco con tanti viali alberati, con corsi d'acqua, ma l'ambiente che forse stupisce di più il visitatore, pensate, è la scuderia. Le scuderie sono ancora veramente forse l'ambiente più imponente, più elegante, anche se aveva una funzione molto semplice. Infatti si tratta di 36 stalli, ci sono addirittura delle decorazioni di angeli di marmo e una ingegnosa costruzione idraulica per far passare i liquami ovviamente dell'epoca in una canaletta che poi passerà nella roggia qui accanto. Tutto ancora oggi funzionale, funzionante e visibile. Qui a Villa Porto Colleoni è possibile anche soggiornare per vivere una esperienza proprio di fare la villeggiatura. Oggi diciamo villeggiare, andare un po' da tutte le parti, ma in realtà il suo significato originario è proprio di vivere in villa. Io ora però mi devo spostare perché ho un ospite d'eccezione che mi sta aspettando. Ciao, buongiorno Nicolas. Ciao Claudia. Grazie mille per questa tua presenza qui. Nicolas Cazzola è il presidente dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli, questa organizzazione di gestione della destinazione di cui il comune di Thiene, che oggi ci ospita qui al castello, è il capofila. Ci vuole parlare un po' di Thiene, di cosa rappresenta Thiene per questa OGD Pedemontana Veneta e Colli? Thiene, una città perla della Pedemontana Veneta, nel centro storico è caratterizzato per essere un borgo dove possiamo trovare edifici in stile Liberty. Thiene è conosciuta per avere un aeroporto dedicato ad Arturo Ferrarin, protagonista della trasvolata Roma-Tokyo, che abbiamo appena chiuso il centenario di questa trasvolata, ed è anche conosciuto per avere un castello dove ci troviamo, ed è all'interno del castello vengono realizzati diversi eventi, è aperto a tutti i turisti che ogni anno arrivano proprio per visitarlo. Quindi Thiene è un importante punto di incrocio anche di tanti itinerari, percorsi. Di quale tipo, Presidente? Thiene viene attraversato da percorsi che sono percorsi culturali, percorsi religiosi e percorsi enogastronomici, da percorrere a piedi e anche in bicicletta. Bene, quindi noi proseguiamo la scoperta di questa parte della provincia di Vicenza. Grazie per la sua presenza e Grazie continuiamo. a te.
Abbiamo lasciato la pianura per raggiungere la collina, un colle in particolare, Colle Lonedo. Siamo nel comune di Lugo di Vicenza e sono in compagnia del consigliere del comune di Lugo, si chiama Carlo Agnolin e ha la delega della promozione al turismo, la promozione al territorio. Grazie innanzitutto per essere qui con noi. So che questo comune, insieme ad altri, fa parte anche di un progetto con un nome importante, Cuore Pedemontana. Ce ne vuole parlare? Sì, è un progetto che è stato promosso dall'Unione Montana Astico, della quale fanno parte i comuni di Breganze, Salcedo, Farra Vicentino, Lugo, Calvene e Caltrano. È un progetto per la promozione turistica del territorio, del nostro territorio collinare, che sicuramente offre molti spunti da visitare, possibilità di passeggiate e di visite culturali, insomma, ecco. Certo, quindi già siamo circondati dall'UNESCO, no? Perché sì, siamo vicino a due ville, certo, patrimonio UNESCO, Villa Porto Godi, Piovene e Villa Godi Malinverni. Certo. E quindi sarà sicuramente itinerari culturali che si possono fare. Poi sì, anche... ovviamente le ville sono visitabili, all'interno ci sono degli stupendi affreschi e c'è anche un museo dei fossili, il primo museo dei fossili con la palma fossile più grande, praticamente una delle più grandi palme fossili al mondo. E poi ci sono anche altri musei legati soprattutto alla guerra, c'è il Museo del Principe e in zona comunque ci sono altre visite culturali da effettuare. Ecco. Bene, allora un invito a venire anche qui a Lugo di Vicenza, nel cuore pedemontana. Grazie. Il nostro viaggio alla scoperta delle ville venete non poteva mancare una tappa qui a Lugo di Vicenza. Qui si trova infatti la prima villa progettata da Andrea Palladio. Si tratta di Villa Godi Malinverni, due cognomi che vedono il passato e il presente di questa villa. Una villa un po' particolare se pensiamo alle ville più note di Palladio, un aspetto forse un po' severo rispetto a quelle a cui siamo appunto abituati. Questo perché Palladio doveva ancora fare i suoi viaggi a Roma, doveva ancora prendere l'ispirazione dell'antichità classica e quindi qui si presenta una villa che è un po' una specie di cerniera che viene cucita tra la precedente costruzione, quindi diciamo i castelli medievali, e questo nuovo concetto di dimora. Per esempio la scala che porta all'ingresso assomiglia un po' al ponte levatoio. La famiglia Godi la abita qui per molti secoli, ma è nel 1962 che il professor Remo Malinverni l'acquista e le dà una nuova vita. Andiamo quindi a conoscere tutte le eccellenze che questa villa ci può oggi offrire e tutte le attività che i nostri ospiti possono oggi fare. Grazie alla scala esterna, attraversando la loggia, si accede all'interno della villa, che si presenta al visitatore tutta affrescata da ben 3 pittori diversi. Il salone centrale e le sale di sinistra da Giambattista Zelotti e Battista del Moro, mentre quelle di destra e la loggia da Gualtiero Padovano. Questi pittori si distinguono per il loro stile anche perché usano colori molto diversi. I primi prendono ispirazione dall'immaginario classico, dalla mitologia greca, come per esempio immagini di dei dell'Olimpo nella Sala delle Arti, delle Muse e dei Poeti, e usano toni color pastello, rosa antico, azzurro zaffiro e giallo ocra. Mentre negli affreschi di Gualtiero Padovano i colori li trovate molto più sgargianti, addirittura un verde acido, un giallo brillante. Anche qui c'è sicuramente il richiamo alla mitologia classica, ma anche la Sala del Putto, con il bimbo seduto alla finestra che guarda il finto paesaggio all'esterno. Lo Zelotti affresca questo grande salone centrale, dove tutto è finzione ed illusione, con finte finestre su cui si aprono scene della tradizione classica. Qui non siamo solo spettatori, perché veniamo osservati a nostra volta dalle figure che sembrano uscire dalle scene. In particolare c'è una figura maschile, abiti dell'epoca, e dovrebbe essere proprio lui, Gerolamo Godi, il proprietario. Da ricordare infine che all'interno della villa sono state girate alcune scene del film Senso del noto regista Luchino Visconti, in cui recitava tra gli altri anche Alida Valli. Nella villa potete visitare il Museo dei Fossili, che raccoglie oltre 300 reperti fossili. Il pezzo più prestigioso è sicuramente la palma fossile più lunga al mondo,
ben 9,85 metri. Inoltre ricordiamo che la villa durante il periodo della Prima Guerra Mondiale ospitò molti reparti dell'esercito e il capo dello Stato Maggiore britannico. Qui soggiornò per alcuni mesi il principe di Galles. Per finire si può fare una rilassante passeggiata nel parco romantico all'inglese dell'Ottocento, con 2,5 km di viali, corse d'acqua e laghetti con i cigni, mentre sul retro ci sono i giardini all'italiana del Settecento, con vasche, fontane e 50 statue attribuite al Marinali e all'Albanese. E anche da Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza è tutto. Noi, cari amici di Verde a Nord-Est, proseguiamo il nostro viaggio. La Pedemontana non è soltanto arte, storia, cultura e natura, non può mancare un accenno anche all'enogastronomia con i tanti prodotti e i vini di questo territorio. Siamo infatti nella strada del torcolato e dei vini di Breganze. Oggi ci ospita l'azienda agricola di Emilio Vitacchio, oggi ce ne parla Massimo. Grazie Massimo per l'ospitalità. Un'azienda agricola, ho letto prima un 100 addirittura, 100 sì. anni di... 100 anni di storia. La nostra azienda infatti l'anno scorso fa il 100 anni. La mia è la quarta generazione di produttori di vino ed è veramente un orgoglio essere arrivati a questo obiettivo. Quanti ettari di vigneti avete? Abbiamo 7 ettari di vigneto e facciamo circa 30.000 bottiglie, quindi non facciamo grandi numeri, ma il nostro obiettivo è quello di curare la qualità. Bene, quindi il periodo in cui siamo, gennaio, è il mese di un vino molto particolare, il torcolato, che poi le cantine di questo territorio offrono ai propri ospiti nei mesi successivi. Vedo che qui c'è una bottiglia di torcolato. Sì, il torcolato è il fiore all'occhiello della nostra produzione, il cosiddetto cavallo di battaglia. È un vino importante, da grandi occasioni. Qui la sua produzione ce la puoi raccontare? Sì, allora è un vino, qui viene selezionata l'uva vespaiola nel mese di settembre, viene appesa in rosoli e resta lì fino al mese di gennaio, quando viene spremuta. Dopodiché resta a fermentare e maturare in botte per un periodo minimo di 4 anni. In questo periodo il torcolato sviluppa degli aromi di miele, di fichi secchi, tutti quegli aromi legati all'uva vespaiola che sono veramente qualcosa di unico e che resta impresso nella memoria di chi lo beve. E qui vedo ce lo proponi con dei biscottini secchi, quindi va bene come dolce, con il dolce per dessert? Sì. Allora, io il torcolato sinceramente lo propongo anche da solo, per gustarlo al 100%, per godere di tutti i suoi aromi, del suo bouquet di profumi, di frutta, di confettura, lo propongo da solo. Però ci può stare benissimo con dei biscotti, in questo caso abbiamo i saliti di Louison. Ma non producete, mi pare, solo vini anche. Ho visto qui vicino una stanza, quasi un caveau di una banca. La nostra famiglia non si dedica solo al vino, ma produce da sempre anche i salumi. Siamo produttori di salami e di soppresse. Alleviamo i maiali qui in azienda, li alimentiamo in modo naturale con farine a base di mais e cereali e quindi non con le forzature di mangimi. Abbiamo un laboratorio artigianale dove lavoriamo la carne per farli insaccati, dopodiché le soppresse restano a stagionare per un periodo minimo di 6 mesi. In questo periodo sviluppo delle muffe, come potrete vedere attorno, che contribuiscono alla stagionatura e alla durata del prodotto. E quindi non solo vino, ma anche delle buone soppresse. Mamma mia, adesso mi viene proprio fame, ma direi che prima invece faremo un brindisi. Massimo, grazie per l'ospitalità. Prosit! Cin cin. Siamo nel cuore della DOC Breganze e ci ha ospitato oggi una cantina molto originale per la sua storia, una storia che parla di donne. Siamo nell'azienda agricola Col d'Ovigo insieme a Valentina. Grazie Valentina per l'ospitalità. Grazie a voi. Dico che il vino è donna qui perché? Ci vuoi raccontare questa storia? Perché la nostra storia inizia nel 1923 con la nonna Caterina e la sua famiglia che si sono trasferiti da Fara Vicentino a Breganze
e venivano chiamati i dovighi, che significa gli stranieri, i foresti. Foresti, come Sì. diciamo noi in Veneto. E poi Caterina e i figli hanno proseguito nell'attività vinicola di famiglia fino al 2004, in cui abbiamo creato la nostra cantina con il nome Col Dovigo, per ricordare questo soprannome della bisnonna. Bene Valentina, e quindi essendo nella zona DOC un disciplinare rigoroso per produrre un vino che vedo qui proprio in vetrina, ma è il vino è torcolato e l'uva ci puoi spiegare? E l'uva è la vespaiola che viene intorcolata, significa intrecciata, in trecce di uva. Veniva nella tradizione portata a essiccazione nei fruttai, nelle soffitte per 5 mesi, da settembre fino ai primi di gennaio. E veniva poi spremuta e si otteneva così il vino torcolato, che era l'oro di Breganze. Oggi queste trecce le facciamo solo per passione, per ricordo. Il vino viene portato, viene essiccato, l'uva viene essiccata in cassettine, sempre nei fruttai. Bene, quindi questo vino voi lo producete insieme ad altri vini di questo territorio, siamo una strada dei vini di Breganze. Sì, produciamo altri vini DOC Breganze, tra cui il Vespaiolo fermo, ottenuto con la stessa uva, la Vespaiola. Altri vini bianchi fermi, ad esempio lo Chardonnay, il Pinot Grigio. Vini rossi, Breganze è anche terra di rossi, una terra importante di vini rossi, tra cui il Cabernet, il Merlot e il tipico, l'autoctono Groppello. Beh, però direi che, visto il periodo, forse possiamo terminare con un brindisi con questo proprio torcolato. Che dici? Questo è il nostro torcolato DOC Breganze, annata 2017. Si presenta con profumi freschi di fiore bianco, un fior d'acacia, e la frutta passita, l'albicocca passita. In bocca è bellissimo l'equilibrio tra l'acidità naturale del vitigno Vespaiola e la dolcezza del torcolato. Cin cin col nostro torcolato. Grazie Valentina, e con questo brindisi vi aspettiamo qui a Col Dovigo, nelle colline di Pedemontana. Anche questa puntata è ormai terminata, ma sapete che potete rivederla quante volte vorrete sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, tenete anche d'occhio la nostra pagina Facebook e anche il nostro profilo Instagram per essere sempre aggiornati, per esempio dove andremo la prossima settimana. Stessa rete, stessa ora con Verde a Nord-Est.